A poche ore dal via libera definitivo e unanime da parte del Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata, il Partito Democratico ripropone, questa volta in versione di legge costituzionale, la sua proposta di autonomia anche per omogeneizzare le competenze dopo il caos che regna dal 2001 dopo le modifiche al titolo V della Costituzione. Una proposta che si differenzia da quella del governo soprattutto per il numero e il tipo di materie, 23 quelle richieste dal Veneto, 7 quelle contemplate dalla proposta del PD, che esclude scuola, salute e banche e si concentra invece su politiche del lavoro con l'integrazione tra attive e passive, organizzazione delle fondazioni ITS, sistema integrato di istruzione professionale e di formazione professionale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e transizione ecologica. Un disegno di legge costituzionale che fa i conti con il fatto che è cambiato il mondo ed è cambiata la storia nel corso di questi ultimi anni e che le competenze dello Stato e anche la dimensione pubblica dell'Europa è diventata più importante, non è più il tempo del piccolo e bello, delle piccole patrie, il che non vuol dire che non ci siano invece materie che possono essere esercitate anche da una regione come la nostra, e noi ne abbiamo indicate 7 per un modello di autonomia possibile che serva davvero ai cittadini. Ecco, il disegno di legge costituzionale prevede una maggioranza qualificata ovviamente per il voto, parte dall'opposizione, quindi già in svantaggio. Dove trovate le alleanze per portarlo a termine? Ma io penso che questo disegno di legge contenga in sé una ragionevolezza molto forte, perché in tutta la discussione che è stata fatta anche negli anni scorsi dai governi Conte 1 e Conte 2, quando si è entrati sulle competenze, già allora queste materie non venivano considerate trasferibili, perché le regioni possono chiedere, come dice la Costituzione, il governo e il Parlamento ovviamente non solo l'ultima parola, ma decide cosa trasferire. Allora ci sono cose che nell'imbarazzo generale sono rimaste come titolo, però poi nessuno lo affronta. Noi abbiamo immaginato invece che sia utile entrare direttamente nel merito per confinare anche ciò che può essere trasferito alle singole regioni. Voi avete votato il referendum sull'autonomia in Veneto molto convintamente, adesso avete appena cambiato segreteria e anche Bonaccini, che era in questa parte, comunque ha cambiato posizione. Cosa è successo? Noi non abbiamo votato convintamente al referendum sull'autonomia promosso dal Veneto, che è un referendum che diceva volete che ci sia più autonomia. Già quella volta ci siamo sforzati di fare molte critiche e adesso è successo che da quando io svolgo questo ruolo insieme ad altri abbiamo cercato di mettere precisamente le nostre posizioni e spiegando che l'autonomia per essere utile deve semplificare, dare risposte più veloci, semplificare appunto la catena di comando e non può essere l'idea, come dire, di un centralismo regionale come quello che vorrebbe Zaia.